del resto, come dicevo, è la Lega che ha scelto di andare da sola. La Lega sarebbe l'alleato ideale per tutto lo schieramento di centrodestra, ma prendendo atto che sono loro a decidere di isolarsi, il Popolo della Libertà cercherà, come sta cercando, di creare alleanze per fare in modo da far vincere il centrodestra anche senza la Lega. A queste persone che si spostano che cosa dice? Ma loro scelgono di far parte di un altro partito, non più del PDL, e quindi ha detto anche Alfano, chi si candida nella lista Coca-Cola, provocatoriamente ha detto, o sceglie di candidarsi in liste diverse rispetto a quelle del PDL, sceglie autonomamente, legittimamente di porsi fuori dal partito. Ci sono liste in giro di candidati che non riconoscono le primarie di partito. Cito i casi di Jesolo, un ex consigliere regionale come Martin, mi viene in mente Mira, allora, si mettono fuori dal partito, loro e quelli che li sostengono? In più di qualche occasione il PDL non si presenta con il proprio simbolo, anche perché ci sono esponenti del centrodestra che magari quando ci sono due PDL che corrono? Non ci può essere una situazione con due PDL che corrono, ci possono essere più liste civiche. A me risulta che a Jesolo corra un candidato che avrebbe vinto le primarie, Zoggia, e un ex consigliere regionale, Martin, che non riconosce la legalità di quelle primarie. E la conferma del fatto che nella misura in cui si presentano liste civiche all'interno delle quali ci possono essere rappresentanti del centrodestra e anche del PDL, questo ha un significato, ma se si presenta il Popolo della Libertà con il proprio simbolo, chi si presenta in liste diverse decide di non far parte del Popolo della Libertà e se ne assume fino in fondo ogni responsabilità. Quindi sono cose completamente diverse. Se non c'è il simbolo del PDL e esponenti del PDL decidono di aderire non nella stessa lista civica, questo ne prendiamo atto. Ma nel caso in cui il partito decida di appoggiare una lista civica o l'altra, perché quella è la lista in cui si riconosce il partito, automaticamente gli altri sono fuori. Martin magari corra fuori perché, come mi segnala Stefano Zanetta, a Jesolo il PDL correrebbe alleato con il PD, Zoggia più Zoggia. Ma guardi, allora diventa importante capire che c'è una linea di partito, la linea di partito è quella, quindi il partito sceglie con chi allearsi. Torniamo a Jesolo. Ecco, tornando per quanto riguarda le forze politiche che vanno poi a sostenere un candidato sindaco. Le forze politiche che si riconoscono in un progetto politico e in un programma che viene poi espresso dal candidato sindaco trovano delle convergenze. Un'alleanza PDL-PD non la scandalizza? Assolutamente no, anche a livello potrebbe essere anche in regione, come si chiede Stefano? Anche a livello nazionale il PDL... Un ex AM accetterebbe di stare con gli ex comunisti? Non vedo perché. Noi abbiamo detto in più occasioni, tra il bene della città e l'alleanza con questo o quell'alleato, noi preferiamo il bene di quella città. Quindi se il candidato sindaco propone un programma che è condivisibile sia dal Popolo della Libertà che da un'altra forza non dichiaratamente di centrodestra, noi continuiamo a privilegiare il bene dei cittadini. C'è un europarlamentare del PD che si chiama Serracchiani che dice la stessa cosa. Non vorrei sbagliare. Ma credo sia importante privilegiare il bene dei cittadini, cioè in questa fase in cui stiamo vivendo periodi di grande difficoltà economica ed occupazionale, andare ancora a dividerci in schieramenti ideologici che privilegiano il bene dei partiti al bene dei cittadini credo sia una cosa assurda. Quindi se c'è un candidato sindaco che è così bravo da riuscire poi a interpretare una convergenza tra diversi schieramenti politici, perché non sostenerlo? Sosteniamo quel sindaco e poi chi ci sta, che avrà un programma questo sindaco per il bene di quella città. Quindi io non mi scandalizzo assolutamente. Allora,